Questa è la prova dimostrata della differenza economica di un infermiere che lavora in azienda ospedaliera piuttosto che in azienda ULSS 3. Sono tutte e due aziende del Veneto, la differenza a parità di profilo, a parità di anzianità di servizio, come si può vedere, è di oltre 200 euro al mese. Voi capite bene che parliamo di stipendi molto bassi, quindi 200 euro al mese è una cifra importantissima. Il datore di lavoro è lo stesso, la Regione Veneto, ma gli stipendi sono differenti. La protesta del personale dell'azienda ospedaliera di Padova sotto le finestre della prefettura. Una delegazione ha appena incontrato il prefetto Franceschelli, portando come esempio queste due buste paga. Una è di un lavoratore dell'azienda ospedaliera padovana, l'altra di un dipendente con lo stesso ruolo dell'USL 3. I sindacati chiedono che al personale dell'azienda, considerata hub regionale per i suoi reparti di specialità, venga riconosciuto un trattamento salariale congruo. Avevamo riposto grande come dire, speranza in questo provvedimento della Regione che prevedeva appunto l'adeguamento dei fondi. Considerate che mediamente siamo la provincia di Padova, perché poi associo tutte le aziende sanitarie di Padova, era il fanalino di coda all'interno dei fondi contrattuali, per cui determina, come avete visto, anche uno stipendio molto più basso. Tra le questioni portate all'attenzione del prefetto anche le modalità dei trasporti dei pazienti critici e il riconoscimento delle alte specialità, ma non solo. Purtroppo l'azienda sta pensando di fare sperimentazioni sulle 12 ore, quindi inserire una turnazione di 12 ore che per un hub di terzo livello e per queste professionalità è sicuramente una turnazione massacrante. I sindacati inoltre denunciano una carenza di personale amministrativo, una situazione che è peggiorata, dicono, con il passaggio del Sant'Antonio sotto l'azienda ospedaliera. Il lavoro per loro è aumentato di volume, ma i dipendenti sono sempre quelli. Noi siamo una struttura con 6.200 dipendenti, con specialità importanti che devono essere gestite da un'ossatura che è tutto il personale amministrativo e tecnico, e siamo sotto organico.